I contagi stanno avendo un rimbalzo, quindi c'è un aumento del numero dei casi nelle ultime rilevazioni, ma questo può essere dovuto a vari aspetti, perché se consideriamo che in ogni caso abbiamo abbassato un po' quelle che sono le difese da un lato, e le belle giornate, abbiamo avuto manifestazioni, c'è stato il carnevale, quindi forse un rimbalzo atteso. Tolto l'obbligo della mascherina all'aperto e la voglia di normalità, con assembramenti anche importanti, sarebbero tra i motivi principali del cambio di tendenza rispetto agli ultimi mesi, ovvero un incremento dei contagi e il nuovo aumento delle infezioni da Covid, come ci spiega il professor Vincenzo Baldo, epidemiologo a capo della medicina preventiva dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. L'importante è che sia esclusivamente da un punto di vista di positivizzazioni, e infatti se noi andiamo a valutare quelli che sono i dati che vediamo a livello di ospedalizzazione, quelli sono in costante decremento, sia dal punto di vista di nuovi ospedalizzati, terapie intensive, ma anche dei decessi, quindi di conseguenza è una curva che per quanto riguarda la gravità sembra essere in riduzione. Tanto che si sta già decidendo di togliere molte altre limitazioni fin qui osservate. Io penso che il dover mantenere il distanziamento, la mascherina, il lavaggio delle mani siano delle precauzioni che dobbiamo continuare a mantenere indipendentemente da quello che la normativa ci dice. Invece i dati che arrivano dall'estero? I dati dall'estero anche là dipende da quale area geografica andiamo a prendere in considerazione, perché per esempio in Cina si è visto che c'è stato un aumento del doppio, però stiamo parlando di 3.400 casi, quindi non di numeri così elevati.